Polemiche in un liceo scientifico di Padova tra docenti e genitori per un questionario sottoposto a 2 classi. Agli studenti del secondo anno, infatti, sono state presentate 71 domande, alcune di matematica, altre di attualità. A far sollevare le proteste sarebbero stati i contenuti di queste domande di attualità. Tra i temi affrontati, infatti, ci sarebbero stati comportamenti sessuali, aborto e omosessualità, temi sensibili, e le famiglie protestano per non essere state avvisate in anticipo, vista la delicatezza della questione. In realtà il questionario sarebbe all'interno di un progetto europeo condiviso dall'Università di Manchester e dalla Sapienza di Roma. 30 domande esclusivamente matematiche, poi altre 31 personali, dal sesso alla professione dei genitori, dall'opinione su aborto e omosessualità alla parità uomo-donna sul lavoro, il tutto espresso su una scala da 1 a 6, in accordo o disaccordo sulle frasi riportate. Un questionario anonimo, ma i genitori sono contrari al fatto di non essere stati avvisati in anticipo su temi che non c'entrano nulla con le materie scientifiche proprie del liceo frequentato dai loro figli. Inoltre, una rappresentanza di genitori vuole sapere come verranno utilizzati i questionari, con quali finalità e se in altre scuole padovane sono stati proposti ai ragazzi che, ricordano, hanno solo 15 anni.